Ristorante intanto che passione, assolutamente. Ero emozionatissima, anche perché solo 2 donne premiate, tutti uomini e solo 2 donne, dunque. Mi capitano occasioni. Andrea, in un termine descrivimi Riccardo. È un fighetto della ristorazione. Il dolce e buona compagnia, datemi un aggettivo veloce per descrivere Riccardo. Una persona elegante. E spumeggiante. Chiacchierone. Interessante e... mi manca la parola in realtà, non si può tagliare tipo questa mezz'ora in cui... Riccardo, Non mi ricordo più. Ecco cosa voglio da voi. La risposta. Riccardo Penzo, un aggettivo per descrivere. Passionale. Interessante. Ristoranti che? Passione e un saluto a Riccardo. E dalla passione del cibo alla passione di procurarsi il cibo. Allora, come va con le beccacce? Benissimo, benissimo, le beccacce, l'elemento numero 1. Una parola per descrivere Riccardo. Grande, grande persona. Quindi ciao Riccardo. Ciao Riccardo, numero 1. Che Riccardo pensa davvero tutto, anche all'eurigene, perché dopo aver mangiato meglio tenersi anche belli puliti, no? Un salutino a Riccardo, glielo facciamo? Un saluto a Riccardo, grazie di tutto. Grazie Riccardo, sai perché ho bisogno di penna e calendario. Ciao Riccardo, grazie. Perché Riccardo è a 360 gradi, vero? Assolutamente sì. Una parola per descrivere Riccardo. Sicuramente un giovane che si impegna moltissimo, che dà serietà. Entusiasta. E perché sono emozionato, sono contento di aver ricevuto questo premio stasera. Inaspettato. Inaspettato. Non ti sei chiesto che magari ti hanno premiato per la parrucca rosa, di tu che facevi vedere il sedere così nel vigneto? No, perché io volevo proporti adesso, così tra noi, di farci vedere il movimento così. Allora, non c'è abbastanza confidenza per questo. Riccardo, ho avuto il piacere di incontrarlo stasera, cosa penso? Bene, molto bene. Ok, la tessera te la fai o allora? Cioè, dimmi subito, il cuore pulsa anche per questo. Dove posso fare questa tessera? Andiamo a fare la tessera, subito. E questo è il tavolo più importante, infatti leggo riservato stampa. Fuori tutti i tesserini! Mi raccomando. Direi una bellissima serata, abbiamo mangiato bene, cose anche sfiziose, posto meraviglioso, c'è la piscina fuori, mi avrebbe da fare un tuffo, però fa freddino, quindi rimandiamo alla prossima estate. L'impresa editoriale di Riccardo Penzo, editore che passione, straordinaria. Ciao Riccardo.
Allora Riccardo, dove facciamo questa intervista? Proprio 4 battute sulle scale? Che scale moderne. Oggi hai scritto l'ultima pagina della tua guida, della tua 11ª guida. Domani si riparte con una nuova pagina. Hai già in mente qualche novità? Ma forse un po' più di quote rosa. Le donne sono sempre più brave nei fornelli, ma anche in sala con il naso per i vini, nell'accoglienza, nel sorriso, eppure vengono sempre un po' messe nell'angolo. Dacci un aggettivo per descrivere i tuoi ospiti di stasera. Beh, intriganti, originali e ovviamente appassionati. Quindi Riccardo, ristoranti che? Passione, sempre. Ristoranti che? Passione. Passione. Passione, passione vino, passione cibo, passione tutto. 3, 2, 1, ristoranti che? Passione! Sì, c'è passione, c'è passione. Passione ovviamente. Ristoranti che passione, la chiesetta del Mucchione.